Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, eccoci nuovamente insieme a voi e insieme oggi a Natalia che sarà la nostra tecnica. Ma un gran bentornato al maestro Paolo Favini, saxofonista, arrangiatore. Benvenuto Paolo, Buongiorno a bentornato tutti, Paolo. grazie per l'invito. Oggi parlerai di musiche stupende che tu hai rielaborato o Sì, arrangiato, essendo un giusto, arrangiatore. giusto, vero, È verissimo, vero? verissimo. Allora, una lunga carriera di saxofonista e arrangiatore, quella di Paolo Favini, con grandi artisti che vorrei fossi tu stesso a ricordarli, questi grandi nomi, Paolo, Lisa Minelli. Ce ne sono tanti, insomma, dai, penso. Beh, ma qualcuno, insomma, Amy Stewart, alcuni li conosco anch'io. Allora, guarda, su Amy Stewart mi piacerebbe ricordarla perché abbiamo fatto 2 anni di questo musical dedicato a Billie Holiday e lei, devo dire che Amy è una grande artista, veramente una grande professionista e mi sono divertito tantissimo. 2 anni ho girato l'Italia, tutti i teatri, da Novara fino alla Sicilia, grazie anche a Massimo Piparo che è stato l'ideatore di questo musical e niente, insomma, ho detto, per 2 anni ho girato tutta l'Italia, insomma, con Amy Stewart, era una band di amici romani, tra cui voglio anche ringraziare il maestro Emanuele Friello che m'ha chiamato, insomma, per questo progetto. Poi hai partecipato a importanti festival jazz italiani e stranieri, quindi non solo in Italia, sarai andato anche all'estero. Sì, anche l'anno scorso ho fatto una tournée bellissima con la big band di Danny Felber, una big band internazionale composta da 7 americani, 4 italiani, insomma 2 tedeschi, è stato veramente bello. Ecco, intanto il maestro ha portato il suo strumento bellissimo, un saxofono Tenore, sì. Saxofono tenore che poi sì. ci illustrerà. Intanto ti chiedo perché la scelta di questo strumento piuttosto che il pianoforte, il violino o il flauto. Allora, guarda, ti dico come è nato questo disco dedicato a Morricone con il mio quartetto di sassofoni. L'anno scorso io avevo già fatto un paio di anni fa un libro dedicato proprio per 4 sassofoni con Marco Volonté, che è l'editore, insomma, abbastanza importante, diciamo, italiano. Abbiamo parlato l'anno scorso e ho detto: "Marco, mi piacerebbe fare un progetto, per 4 sassofoni dedicato alle musiche del maestro Morricone". E lui m'ha guardato e dice: "Guarda Paolo, è una bellissima idea perché, non ci sono pubblicazioni". E allora mi son messo lì e ho iniziato a scrivere, è stato abbastanza difficile perché sai quando parliamo di maestro Morricone, ha fatto più di 470 colonne sonore, ha fatto un lavorone veramente super, super. E allora io ho iniziato a mettere giù una serie di pezzi, poi mi son confrontato con Marco perché giustamente lui ha avuto tanti editori, perciò qualche editore ha dato il permesso, qualchedun altro no, insomma abbiamo dovuto cercare di fare una mediazione e abbiamo scelto 15 pezzi per questo libro veramente che io ho fatto, che è Ennio veramente Morricone Ennio for Morricone Sax. for Sax, edito da Marco Volonté. Ecco, però io avevo fatto un passo molto indietro prima per chiederti com'eri arrivato allo studio del sax Ah, rispetto no, al io violino, al flauto, perché mi incuriosiva questo guarda, allora io ho iniziato a suonare a 13 anni. quindi già grandicello in un certo Sì, sì, senso. sì, ero già in grandicello. Mio fratello ha suonato per tanti anni in banda e ha suonato per 5, 6 anni il clarinetto. Poi un giorno è venuto a casa col sassofono e io facevo la seconda media, seconda, terza media veramente, e suonavo il flauto come fanno tutti, no, Certo, si fa allora scuola. io ho preso in mano il sassofono e ho fatto la scala, perché per me era naturale, suonare, cioè la diteggiatura del flauto dolce è uguale a quella del sassofono, no, e da lì mi sono appassionato. Poi mio fratello era uno che appunto ascoltava molta musica, mi ha fatto sentire praticamente un sassofonista italo-argentino che si chiama Gato Barbieri. Io mi sono innamorato del suo suono praticamente e da lì ho iniziato a suonare il sassofono. Ecco, quindi c'è stato un Sì, sì, precedente sì, sì, lontano che ti ha portato sì. poi alla fama e, al successo che hai avuto in questi anni di carriera. Molto bene, allora cosa vogliamo fare? Vogliamo già dare un avvio a questo, CD di Morricone con i tuoi colleghi? Vogliamo anche ricordare i nomi dei tuoi colleghi? Allora in questo CD, hanno suonato Claudio Tripoli, il sax soprano,
Ha suonato Gianni Alberti il sax alto, ha suonato il sax baritono questa ragazza che insegna in conservatorio a Cosenza, Marina Notaro, tra l'altro Gianni Alberti insegna in conservatorio a Brescia, e io ho suonato il sax tenore. Diciamo che ho utilizzato proprio il quartetto classico sassofonistico, perciò soprano, alto, tenore, baritono. Allora partiamo subito, sono anche curiosa di sentire questi 4 sax che cosa come ce la propongono "C'era una volta all'Ouest". Eh. Esatto. Ascoltiamola, Va anch'io sono bene, curioso. anche tu, va bene. Davvero molto bella questa versione di "C'era una volta all'Ouest" con i 4 sax. Riescono a dargli una dolcezza comunque questi 4 strumenti. Eh beh, il sassofono è uno strumento che si Bell avvicina di più alla voce umana, perciò utilizzando il quartetto e i sassofoni. Io sono mu stato molto fedele alle parti ah, originali, però hai sentito sotto c'è l'orchestra d'archi, c'è la sentito, sì, batteria, sì. contrabbasso, arpa, insomma. Musica bella con bellissimi strumenti nasce un senti, mi dicevi che questo bellissimo CD in Italia è un po', faticoso da trovare o si trova sui No, è appena uscito lo perché rimetti? Ecco. è uscito praticamente a giugno e niente, è su Spotify, su tutte insomma le piattaforme digitali, Mentre mi dicevi però che all'estero c'è ancora la buona no, abitudine. sì, stiamo collaborando con delle agenzie per una serie di concerti che dovremmo fare all'estero, e loro mi hanno chiesto ancora il CD fisico. E in Ha Italia, il fatto bene. CD fisico, sta scomparendo, però insomma noi siamo un po' della vecchia Tradizionale, generazione. Sì, giusto. sì, no, no, ti dico, Con noi non abbiamo stampato 1000 copie, però insomma quelle che ci servono poi. con copertina di cartone così non Sì, bellissimo. sì, E no, il no. disegno è anche particolare. Guarda, Il disegno il disegno l'ha fatto la figlia di Claudio Tripoli, che è una grafica, eh. ci ha regalato questa copertina che, infatti è molto bella, a Bella, me piace molto, è sì. bella, sì, è bella con questi a Piace 2 molto. colori e con questa così tratto sottile. Bella, molto particolare veramente. Senti allora andiamo avanti con Morricone, poi con qualcosa che ci farai Sì, sì, sì. ascoltare tu. Scusa, questo libro Ennio Morricone for Sax sono degli è un Sì, sì, libro di spartiti? sono il libro praticamente ci sono 15 canzoni di Morricone, proprio per il quartetto di solo per quartetto di sassofoni, non ci sono basi. Qui è proprio proprio il quartetto classico di sassofoni. Quindi può interessare solo chi suona. Chi suona il sassofono, però può essere utile per gli allievi del conservatorio, ma anche volendo delle bande, se si vogliono divertire che hanno 4 sassofoni, suonano i pezzi di Morricone, anche perché
il maestro Morricone ha scritto veramente tanti, tanti pezzi. Una Più di musica 470 pezzi ha scritto, di colonne sonore, perciò c'è tanta poi roba. tutta bella, tutta Sì, piacevole. devo dire È musica che non che sì, tramonta mai, anche se arrivano i no, no, rapper. no, sono d'accordo, sono d'accordo. Sei Infatti d'accordo? sì, E sono i d'accordo. e i giovani cosa dicono della musica di Morricone? Guarda, non abbiamo ancora fatto un concerto in Italia, infatti sono curioso perché stiamo organizzando una serie di concerti per vedere un po' il feedback di questi ragazzi. Sì. Però loro secondo me apprezzano, anche perché tutti i temi sono veramente melodie molto belle. Adesso quando la melodia è bella puoi arrangiarla come vuoi che suona sempre bene. Senti, nel '92 con il quartetto Sax for Fire hai arrangiato e prodotto interessanti musiche, di jazz, musica leggera, eccetera. Esiste ancora il Sì, quartetto? sì, È sì, il quello che quartetto usate no, adesso, no, allora questo no, adesso c'ho 2 quartetti. Questo qui è stato è creato proprio per fare con 2 insegnanti del conservatorio, proprio per fare la musica di Morricone. Mentre l'altro, quello storico, praticamente abbiamo fatto dischi con Von Mintzer, un disco dedicato a Duke Ellington con Von Mintzer, abbiamo fatto un disco, dei Queen dove c'era Eric Marienthal, insomma, stiamo lavorando anche con sassofonisti di fama internazionale. L'ultimo, di cui io sono praticamente molto amico è Chris Collins, sassofonista americano molto bravo di Detroit, stiamo facendo delle collaborazioni. poi negli ultimi 3 anni hai realizzato vari CD, uno dedicato alla musica di Bernstein, Sì, sì. uno dei Beatles, che anche loro non tramontano mai, Sì. e questo di, Quello Morricone. dei Beatles è stato fatto proprio col quartetto di sassofoni. Mentre Bello que mentre quello di cioè quello di West Side Story è anche lì un quartetto particolare, c'è clarinetto basso, sax tenore, tromba e trombone. E lì ho avuto ospiti, c'è un chitarrista, c'è appunto Chris Collins che ha fatto 3 soli nel disco, insomma, stiamo cercando di fare cose anche un po' originali, un po' fuori dalla norma, insomma, diciamo. ecco, senti, ma il sax si inserisce nella musica classica? Sì, beh, Cioè si s c'è un repertorio molto vasto di musica classica per sassofono, anche sulla contemporanea. Io faccio un altro genere, preferisco qui fare altre cose, però insomma, c'è tanto repertorio, insomma, sassofonistico. è sempre bello, un bello strumento veramente, a parte che è bello proprio così fisicamente come Eh, strumento. Quanto pesa quello strumento? questo qui pesa 4 chili e mezzo. 4 chili e mezzo. Si può fare, poi il maestro è alto, robusto e quindi, è uno strumento che è proporzionato anche proprio alla tua figura fisica. Senti, allora andiamo avanti sempre a conoscere questo bellissimo, CD, proviamo ad ascoltare "Giù la testa", anche questo è un Ecco, motivo notissimo, quindi Giù la testa è interessante perché ho tenuto la struttura, diciamo basilare che ha scritto maestro Morricone e io ho messo degli inserti swing, proprio per ricordare insomma che io provengo dalla scuola jazzistica, insomma è un secondo me è un pezzo interessante. allora lo sentiamo e così mi avvicino anch'io a questo tipo di musica che è un pochino più, diciamo meno frequente da sentire, Sì, perché sai se vai solitamente sulle tracce della musica certo, classica, no, certo. sugli strumenti base, Ma tradizionali, secondo me mischiare è è giustissimo, è giusto e interessante. doveroso anche. Va bene.
Ah, sfumi? Sfumi prima che finisca, ordine del Sì, 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 maestro. sì, no, no, no. No, bellissimo. Guarda, io credo che tu abbia fatto un grande regalo a Ennio Morricone facendo quest'arrangiamento. Te ne sarà gratissimo. Bello, veramente bello. Questi 4 Ma strumenti messi insieme. peccato che non c'è più perché se Lo no mi so. sarebbe io tra l'altro l'ho conosciuto nel 2005 quando ero a Roma a Sistina con Amy Stewart e lui Amy ha cantato diverse melodie per il maestro Morricone, ed è venuto in camerino a salutare Amy, era una persona schiva il maestro, però Amy siccome insomma c'era un rapporto, dice: "No Paolo dai vieni che ti faccio conoscere il maestro", infatti è stato veramente molto gentile. Mi dispiace guarda, mi sarebbe piaciuto mandargli una copia Non ci del sono familiari? No, ci sono, sì, Ah, sì, sì, e sei in ci sono. contatto con loro? No, purtroppo no, Peccato non perché ho conoscenze. So che c'è il figlio Andrea, non apprezzerebbe molto. Intanto ricordiamo i nostri amici, chi si fosse messo ora all'ascolto, state sentendo Radio Libertà, ospite un programma di musica classica e non solo, ospite il grande maestro Paolo Favini, saxofonista e arrangiatore, no, sei modesto ma lo no, sei. sono una persona normale, No, i grandi sono i grandi non lo no, dimostrano e no, restano però semplici e modesti, e quindi sta poi al pubblico ritenere se un maestro è bravo o io guarda meno. Auretta, faccio le cose, musicali per il piacere di farle Certo, giusto e questo. cerco sempre di fare anche delle cose detto un po' particolari, perché detto se no siamo sempre un mondo un po' È piatto, no, vero, allora hai ragione. preferisco poi magari vendo 10 copie, però sono contento lo stesso, perché io quando faccio una cosa ci credo fino alla fine e secondo me questa per un musicista è la cosa fondamentale. Se hai sentito l'arrangiamento, vedi che ho tenuto tipo, di giù la testa, tipo il valzer, diciamo, tradizionale, e poi invece ho fatto un valzer jazz. Ecco il contrasto, no, è sempre un 3/4, però la bellezza secondo me è che tu fai una melodia in 3/4 e poi fai una cosa un po' più sofisticata. Cioè parliam però è sempre un pezzo che è un pezzo bellissimo, in 3/4, capito? Questo Senti, è intanto ricordo che come sempre un programma in diretta, ma i nostri ascoltatori lo sanno, quindi se vogliono intervenire 02 92 94 72 22. E la nostra Natalia, batteva il tempo con ho visto che seguiva il ritmo dalla regia. Senti, tu nel 2020 hai curato gli arrangiamenti del concerto Morricone Night, che non è no, questo, no, non è che hai questo. tenuto poi a Salò Sì, e poi a Villa Litta, sì a a Lainate. Milano. No, a Villa Lita a Lainate. Ah, Lainate, ecco. Allora, anche questo è un progetto un po' diverso perché, ho avuto la collaborazione di Paola Milzani con il quintetto epocale. Poi avevamo il trio ritmico, praticamente contrabbasso, batteria e pianoforte, e qui avevo sax, corno e tromba, Oh, perché che belli. sì, è un progetto anche e quartetto d'archi, perché è una cosa un po' particolare. Bello. Mhmm, Corno, sì, c co co corno francese, veramente tromba che suonava tromba e flicorno e sax tenore, sax soprano facevo io, più il quartetto d'archi. Però le voci giustamente dei pezzi di Morricone armonizzate 5 voci perché era proprio un e qui coro non c'è di nulla che no, no, possiamo no, no, ritrovare no, qui no, perché sono progetti che ho scritto appositamente per questi 2 per eventi. quell'occasione. Live, abbiamo suonato tutto live, perché Peccato, perché certe cose bisognerebbe così, almeno per se stessi. Senti una cosa, adesso siamo arrivati al punto in cui suoni tu sì, no, oppure no, no, ma, volentieri, volentieri. faccio un pezzo. Allora il maestro intanto togliti la cuffia perché se no ecco. Faccio play along da Fai Pianista quello sull'oceano, fai quello che dal vuoi, magari pezzettino fai vedere bene lo strumento sì, sì, sì. ai nostri amici. Se Questo sentite un po' di rumore, questo è lo è strumento, normale, lo strumento no, un pochino più verso di me, così? un pochino verso di me, c'è questo microfono che ti nasconde, un po' proprio al centro della seggiola. Okay. Centro della seggiola per vedere bene lo strumento, che è molto bello, brilla,
Di che No, batteria? è No, non Brill. satinato, Ah, è è satinato, è satinato, vero. sì. Con il collo però il collo è particolare perché è un collo dorato, E il e p che cambia sonorità, la tiene un po' più cupa. il fatto che sia, satinato. Ah, no, il fatto che sia Il proprio il la parte del kiver, praticamente il no collo s del sassofono, essendo praticamente placato oro, tiene un po' più la sonorità un po' più cupa. vabbè, spiegaci perché queste cose Stiamo lavorando sui dettagli però. allora, spiegalo bene come deve mettersi il maestro. Va bene così? Vado? Vogliamo bravo, bravo, bravissimo, bravo. Un applauso anche da te che eccolo lì. Se lo mettessi poi lo provo a prendere io in mano, vedete in proporzione, visto che io sono molto meno alta del maestro, com'è grande lo strumento. Ci vo E anche i tuoi colleghi sono alti? O sono anche No, beh, Marina è statura normale, tra l'altro lei suona il baritono. Suona il baritono, che è uno strumento ancora più grosso di questo e pesa 6 chili e mezzo questo. pensa Sì. che brava, però avete un laccino che vi Sì, sì, aiuta no, a abbiamo sostenerlo. tracolle, sì, sì, anche particolari perché Scusa Paolo, ci dimmi. ripeti cosa ci hai fatto ascoltare? Questo è Play and Love, dal pianista sull'oceano praticamente. Ma è un brano di tua Sì, no, 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 composizione? questo è sempre di Ah, è Maestro sempre Morricone, no, Morricone, no, ah, no, è sempre è Morricone, sempre di perché Morricone. perché poi è un brano tuo da farci ascoltare. Io c'ho un brano c'ho 2 brani miei. Sì, Uno lo suono in acustico, e se mandi Ballad for Ennio, veramente è un pezzo che ho scritto dedicato al maestro Morricone, ho abbinato praticamente il sax tenore con un suono di un'armonica a bocca. Tanto devo ringraziare Marco Simoncelli, che è un armonicista veramente bravissimo, che mi ha fatto questo regalo veramente. Io ho mandato il pezzo e ho detto: "Marco, mi piacerebbe che facessi 2 note con l'armonica." E dopo 2 minuti fa: "Paolo, perfetto." Per insomma avere anche gli amici che certo, ti è danno molto una mano, importante. musicisti bravissimi, insomma, che son sempre disponibili, è sempre un grande piacere, insomma. Senti, allora come rimaniamo d'accordo? Proseguiamo con l'ascolto di questo bellissimo CD, ehm, No, a mandami Ballade for Ennio che mi fa piacere, insomma. va bene, qui è la nostra regia che deve provvedere a metterlo in scaletta. Hai capito bene il maestro? Bene, allora ricordiamo ospite nei nostri studi il maestro Paolo Favini, milanese di nascita, no Paolo? Sì, sì, son milanese di nascita, sono nato a Rho, però beh, attaccato a Vabbè Milano, dai. sì. Non curiamo tutti i dettagli, dai, Sì, tanto milanese di nascita, va bene.
Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Torniamo in diretta, carissimi amici di Radio Libertà, con il nostro amico Paolo Favini, sassofonista e arrangiatore. Senti Paolo, ti dispiace se mandiamo 2 locandine, anzi tu le commenti, 2 locandine del Festival Jazz di Fiumicino, di questo bellissimo questa collezione di strumenti che tu conosci, hai detto, però non ci sei mai stato. Io avevo mandato Attilio Berni. Berni, gli avevo mandato il tuo link in modo che potesse ascoltarmi. Lui mi ha risposto: ciao Retta, scusami se non ti ho risposto, ma sono di ritorno dal Conservatorio di Salerno, conferenza sui costruttori di sassofono italiano. Ne sai nulla? No, allora, di costruttori di sassofono italiani probabilmente c'è Borgani e poi c'è probabilmente lui, ho visto che è endorsement di sassofoni Borgani italiani, e poi però c'è anche, da non dimenticarsi, di Rampone Cazzani, Claudio Zolla, che praticamente c'ha la fabbrica prettamente di sassofoni italiani che lui fa, perché io lo conosco bene, infatti ogni tanto vado a trovarlo. Sono gli unici 2 che facciano sassofoni Metti la made in Italy. La locandina, grazie. Sì, il sax tutto bene, ok. Allora, facciamo vedere un attimo la locandina di questo Fiumicino Jazz Festival. Un altro anno puoi concorrere anche tu, puoi partecipare anche tu. O è una cosa per... Guarda, non lo conosco, magari sentirò Attilio Sentilo, Berni riesci a ingrandirlo così lo vediamo meglio? Riesci a vederlo là? Sullo schermo? Te lo faccio vedere qui okay. in bianco e nero. Così ricordiamo anche questo festival. Questo bellissimo, questa collezione veramente unica al Museo del Sassofono di Fiumicino, dove io sono stata, e il maestro mi ha fatto vedere strumento per strumento, Sì. ci capivo poco, ti No, dico la verità. no, guarda, magari prendo l'occasione, visto che c'è la mail di Attilio Berni, magari gli mando Bravo. il CD e Gli farà piacere. gli mando le brochure del quartetto di questo progetto. Vedi che perché bello? Bravo, mi fa molto piacere. Bene. Sapere facevamo un collegamento anche con lui, ma comunque vi contatterete Sì, ma privatamente. Questi che sassofoni sono, questi che vediamo sono qua? sassofoni particolari, vedi, questo praticamente è un sassofono di plastica. Plastica? Sì, che ha usato anche Ornette Coleman negli anni '60. Questo invece è un sax dove c'è la doppia campana, e questo è un sassofono tutto colorato, insomma, adesso poi Sono interessanti? sono interessanti, Sì? sì. Beh, Vabbè. questo qua di plastica negli anni '60, quando è uscito, era una cosa, ma anche Parker, mi sa che l'ha usato, Charlie Parker l'ha usato. C'è un sassofonista italiano, che è stato un mio carissimo amico, le faccio nomi e cognomi, Giulio Visibelli, che mi sembra che abbia proprio il sassofono, questo qua di plastica. E parli con Sì, una non intenditrice, però giustamente, però dico, mi sembra Sassofono che di plastica. sì, tutto di plastica, e tra l'altro suona anche bene. Ah sì, ma guarda, Sì. che cose strane si riescono Sì. a fare con la musica. Va bene, allora abbiamo dato un attimo di risalto a questo festival, 14, che poi prosegue, mi pare, che giorni? Il 17 e il 20? Chiediamo alla nostra il 19 e il
e il 20. Ecco, per chi ci ascolta da Roma e quelle zone lì può essere una bella occasione. Venerdì e sabato prossimo. Venerdì, Sì. venerdì prossimo. Sì. Bene, allora a questo punto torniamo al nostro Morricone, torniamo al nostro Paolo Favini e riprendiamo con la musica? Cosa dici? Sì. Allora, da questo CD che comprende diversi brani, che cosa Metti una sera a cena, che è un pezzo sì, un sì, pezzo bellissimo. sì, metti una sera a cena, Pezzo è bellissimo. doveroso metterlo e ascoltarlo soprattutto. Bravissimo Paolo Favini, bravissimissimo. Allora una chiamata in linea. Pronto? Buongiorno Retta, buongiorno, sono Elisa. Buongiorno Elisa, un po' che non ci sentiamo. Prego. Guarda, mi hai fatto felice oggi perché il sax è uno degli strumenti che amo tantissimo e quindi con questa musica meravigliosa e il maestro bravissimo, quindi veramente sono molto contenta di ascoltarti. Devo fare i complimenti al maestro perché veramente, vabbè, bravissimo, ma come i tuoi ospiti sono sempre di un livello altissimo, quindi
quindi faccio i complimenti. Ecco, quindi se vuoi anche acquistare il CD Ma su ecco, adesso non dico dove, ma lo stavo cercando, anche se io purtroppo adesso con le macchine nuove non c'è più il lettore dei CD, quindi me lo ascolterò a casa. Ma volevo chiedere al maestro se c'è la possibilità di scaricarlo anche in formato digitale magari, o no? Sì, su Spotify, Ah, ok, si perfetto. trova senza problemi, insomma, Va assolutamente. bene, va bene. Bene, allora continua a ascoltare la trasmissione. Assolutamente, grazie mille, buona Grazie, prosecuzione, grazie, complimenti. Grazie per grazie. l'ascolto. Allora, ti volevo chiedere se, collabori sempre con su nuovi progetti jazz con questo sassofonista americano. Sì, con Chris Collins, sì, stiamo collaborando anche attivamente. Adesso a ottobre abbiamo 2 concerti da fare, insomma, uno a Milano e uno a Quarna, dove c'è praticamente la ditta di Rampone Cazzani, insomma. E poi stiamo lavorando su un progetto nuovo di musica da film, sempre col quartetto dei sassofoni, che uscirà il prossimo anno, insomma. Il lavoro non manca. No. E l'ascolto nemmeno, come Eh. abbiamo sentito così in rappresentanza dei nostri amici, comunque No. una voce che ha espresso tutto il suo, piacere e, gratitudine anche nel sentire delle musiche che non sono sempre facili da trovare sulle radio, no? Sì, Non no, beh, le radio, mandano le loro cose, insomma, qui peccato, perché devo dire, insomma, peggio però per no, ci io siamo noi. no, non voglio dire no, infatti, però, insomma, Eh, è bella se questa trasmissione, è interessante, perché comunque oltre alla musica classica, beh, Morricone, magari qualcuno può magari qualche classico può storcere il naso, no, però impossibile, no. Tu dici? ogni tanto qualche discussione mi capita, Ma però va. ti dico, quando uno scrive delle cose belle, sono belle, punto. Non ci sono discussioni da fare. Senti, ma questo CD Christmas Story cos'era? Un CD tutto natalizio? Sì, Che cos'era? esatto, Sì? sì, nel 2017 ho fatto questo Christmas Story col mio quintetto, e tanto anche qui ha suonato Chris Collins come ospite, ha fatto 3 o 4 partecipazioni, insomma, in questo disco. Senti, ma voi, fra, sassofonisti italiani siete tutti in contatto, siete in buona armonia, vi siete com'è la faccenda? È una domanda Eh, un po' al borderline, è un po' al limite. No, io insomma ho tanti amici sassofonisti, insomma, conosco tante persone, però sai, poi ognuno cerca sempre di gestire le proprie cose, questo. ognuno se trova un po' Sì, un no, ma ti così, dico, non pens guarda, peccato, perché si potrebbe avere più collaborazione, solo che poi giustamente, sai, ognuno c'ha le proprie idee, dice: "Ma io faccio questo, tu fai quell'altro", invece secondo me ogni ma tanto collaborare potrebbe anche essere più interessante per tutti, perché se io ho un'idea di arrangiamento, no, questo è il disco che io ho fatto, giustamente ho scritto tutto io, e poi detto, con Claudio ci conosciamo da 30 anni, abbiamo fatto tutte le preproduzioni, però magari, sai, avere anche a disposizione 4 sassofonisti o 5 sassofonisti, anche magari di un altro settore di musica, e dici: "Ma sarebbe bello farlo così, sarebbe bello", cioè diventa certo, sempre poi un cioè confronto, no, sì. capito? Senti, quindi non c'è un'orchestra come c'è l'orchestra tedesca tutta di violoncelli, No. che io ho No, ascoltato, no. figurati, l'ho ascoltata addirittura a No, Istanbul. no, ma infatti, Bellissimo è sì, stato, infatti è una sonorità interessante. A parte, io sono un amante del violoncello. Se dovessi rinascere come seconda vita, Fai studierei il violoncello, perché è uno strumento che mi piace tantissimo. no, ma vai avanti con questo che sei No, bravissimo. beh, ho detto nella seconda vita. La seconda vita, tanto con questa dedicati al violoncello. Senti, ci sono diversi brani ancora che abbiamo tempo di ascoltare. Io ne inserirei un altro, oppure vuoi passare tu No, a ma dai, mandiamone un mandati, altro, poi sì. prepara il Sì. sassofono, Questo che qua. poi provo a tenere Sì. in mano io, vediamo dove mi arriva. Secondo me m'arriva alle ginocchia. Va bene, quindi adesso cosa ascoltiamo? Ah, c'era una C'era volta al West, anche questo no, c'era una volta in classico. America. Ah, in America.
bellissimo anche questo, tutti bellissimi. E io spero, anche se siamo arrivati un po' in ritardo perché c'è stato un qui pro quo con te Paolo Favini, che questo sia il battesimo, il debutto radiofonico del CD? O arrivo tardi? No, 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 Ah. no, guarda è uscito a fine giugno, perciò Ah, ecco, siamo no, sì, sì. perché avevamo No, avuto una così, un salto di una no, 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 settimana no, nel periodo pre-estivo e quindi no problem, ecco, no problem, ecco. Senti, assolutamente. tu sei stato anche docente di strumenti e arrangiamenti e docente di musica d'insieme presso il Conservatorio Donizetti di Bergamo. Sì, ho fatto 2 anni di questa esperienza dove io mi son divertito tantissimo, perché quando scrivo per i ragazzi, insomma, mi piace. È un lavoro che mi piace. Per Scusa, musica d'insieme cosa si intende? musica d'insieme è come allora prendi un pezzo di Morricone e scrivi per archi, scrivi per batteria, chitarra, pianoforte, cioè scrivo praticamente l'arrangiamento. Scrivi Sì. l'arrangiamento e quindi c'è proprio una classe? No, c'erano dei corsi Ah, dei sì, corsi, che poi alla fine, questi corsi sfociano sempre nei saggi finali. certo. Noi in quell'anno lì mi ricordo che avevamo fatto un progetto sulla musica di Battisti, perché era a 20 anni della sua morte, perciò ho scritto un po' di pezzi, c'erano 8 cantanti, 2 batteristi, chitarristi, insomma c'era un po' di ragazzi che a rotazione suonavano i pezzi. Bello, Sì, sì, no, interessante per loro. la musica insieme è una cosa molto bella, insomma, che Que poi impari a suonare insieme, Ecco questo, conosci anche gli andare strumenti, conosci le certo. difficoltà degli strumenti. Infatti volevo dirti una cosa velocemente: questo libro anche dei quarti sassofoni, le tonalità non sono reali di Morricone, ma sono scritte proprio su tonalità per sassofoni, che sono per noi più facilitate, perché sai se suoni in Mi Lo maggiore, rimetti in grazie. se tu suoni in Mi maggiore, veramente il sassofono tenore suona in Fa diesis, perciò c'ha 6 diesis in chiave. Allora, facendo un compromesso, se lo fai in Fa maggiore reale, il sax suona in Sol maggiore, ed è molto anche come sonorità è un po' più interessante. Ecco Perciò anche senti, lavorare su queste cose è importante, cioè conoscere proprio gli strumenti che tu quando vai a scrivere, se no questo libro Ennio Morricone for Sax, a chi è destinato esattamente? A guarda, musicisti, a no, ragazzi, allora, a principalmente agli allievi dei dei conservatori, dei conservatori? licei, ma anche dei ragazzi che suonano in banda, che magari hanno un quartettino di sassofono, che si vogliono divertire, cioè stiamo parlando sempre di musiche, molto belle, insomma, perciò Bello, quindi speriamo che sia anche questo un libro che abbia successo e venga conosciuto, sì, perché sì, no, i conservatori avrebbero anche questo di impegno e di dovere, o no? c'hai Eh. ragione, è così. Senti, a questo punto cosa fai? Prendi il tuo No dai, sax? Sì. ti faccio sentire, secondo me, uno dei pezzi più belli, ma cioè, pezzi belli ce ne sono tanti, però questo è un pezzo che mi piace molto. Ho scritto, è anche qui veramente, adesso lo suono solamente da solo, Song for Elena e il tema di Cinema Paradiso. Sono 2 Mh-mh. canzoni che ho messo insieme. Bene, allora il maestro come sempre si alza, prende il sax, mette l'aggancia a una bellissima collana in pelle con
applauso mio, moltiplichiamolo per 1000. Cosa fai? Mi fai provare il coso? No, Ah. visto che volevi avere un'idea. Adesso mi faccio vedere in piedi dagli ascoltatori. È grande, perché poi scende sì, fino no, qua. Caspita, ho detto arriva alle ginocchia. Sì. Bellissimo. Se mi casca però, mamma che responsabilità. Anche perché costa un po' di soldi. Sì, ma c'è una da noi vengono costruiti i sassofoni, arrivano Vabbè, allora, c'è una questo è un Selmer, insomma, diciamo che americano? francese. Ah, francese. Adesso hanno fatto anche una serie nuova che usano prettamente i sassofonisti classici, che si chiama Supreme, serie nuova che costa un botto di soldi. Tenore costa 11.000 euro. Caspita, Sì, caspita, come un violino. Sì, poi ci sono i violini. Certo, vabbè, senza arrivare così, però insomma. Insomma, sono strumenti abbastanza costosi, però sono belli, cioè li compri una volta. E quanti ne possiedi? Io c'ho tutta la collezione, perché suono sia soprano, tenore, alto e Quindi ne hai baritono. 4. Ne ho 4 più un doppio strumento tenore, poi c'ho 2 clarinetti, insomma, c'ho un po' di strumenti. Tutti assicurati? Sì, sì. Per forza, lo No, strumento musicale va sì. assicurato, contro i furti, contro... Sì. Bello, bellissimo. Quando poi andrai al museo del sassofono ti sbizzarrirai. Sicuramente Attilio ha delle cose molto belle. Io ho visto delle chicche di strumenti veramente molto interessanti. Senti, e nella tua vita di svago, dimenticando il sassofono, cosa ti occupi? Di calcio, hai qualche hobby di cucina? No. Ma mio fratello è molto bravo a cucinare, io no. E tuo fratello lasciamolo da parte. Però per sulla cucina io non muoio di fame, però non è il mio mestiere. No, guarda, io sono nel settore musicale da tanti anni, perciò cioè io mi alzo la mattina, faccio colazione e poi scrivo un arrangiamento, cioè per me È quello, sì, è quello. diciamo che è un hobby. Mi piace, poi è chiaro, c'ho le figlie, insomma, però generalmente. Però una partita di calcio, di tennis non la guardi? No, guardo le partite di pallavolo perché di pallavolo, con mia bravo. moglie sì, siamo molto appassionati, insomma, mi piace. No, guardo anche il calcio, insomma, le Sì, cose, no, insomma. mi piace, però poi ho detto, quando c'ho un attimo di tempo sono sempre concentrato sulla musica, che è una cosa che mi E piace in famiglia molto. seguono la musica? Hai parlato di figlie? No, mie figlie guarda, purtroppo devo dir di no, perché hanno fatto le scuole medie, indirizzo musicale, ed erano tutte e 2 molto brave, solo che poi Preso indirizzi diversi. hanno preso indirizzi diversi, adesso poi lavorano, perciò alla fine Vabbè. va bene così. Senti, abbiamo ancora qualche minuto, abbiamo quel filmatino, lo vogliamo far vedere? Il trailer che ho fatto del disco, Facciamo quello lì, così concludiamo con quel che cos'è esattamente, me lo vuoi ricordare? È un trailer praticamente sulla musica del Morricone. Ah, bene, va bene. Vediamo allora Una questo. cosa carina che abbiam fatto con le foto, così ci sono i miei amici del quartetto che Se vuoi ancora ricordare i loro nomi. sì, son Claudio Tripoli a sax soprano, Gianni Alberti al sax alto e Marina Notaro a sax baritono. Bene. Ecco, beh, un omaggio anche ai tuoi colleghi, veramente molto bravi, siete un quartetto molto affiatato e veramente meritate grande, grande successo che già avrete senz'altro. Senti Paolo, siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, perché questo così deve essere, e quindi io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, per avere portato qua nei nostri studi questo bellissimo nuovo CD
dedicato a Ennio Morricone, dei Morricone Music. Come rimaniamo d'accordo? Ci risentiamo, Sì, un prossimo assolutamente. disco. Io ti ringrazio per Figurati. l'invito e niente, insomma, Bene. sicuramente verrò a ritrovarti. Allora adesso ci facciamo la fotografia ricordo a microfoni spenti, la trasmissione andrà in replica, non so quando, però andrà in replica, quindi un'altra parte di pubblico ci potrà ascoltare. Bene, grazie Va mille. bene? Grazie. Grazie Paolo, buon Grazie. ritorno, speriamo che ci sia meno traffico, però tu abiti a Milano. Sì, abito a Milano, tranquillo. Grazie mille. Grazie anche a Natalia, bravissima. Falle i complimenti perché è veramente Grazie, no, brava, grazie Natalia. Ti Eh. faccio un applauso. Ecco, No, vabbè, è giusto, no, uno anche a lei. assolutamente. Ciao Natalia, buona domenica, Grazie. ci risentiamo sabato prossimo.